La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. Penalty, il gioco si decide qui. Penalty, emozioni fino all'ultimo sì. Penalty, ogni istante è magia. Penalty, la vittoria è energia. Penalty. La vittoria è energia. Bentrovati telespettatori di TVM Palermo, ben ritrovati anche a quelli di 7 Gold, bentrovati con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Oggi però apriamo la nostra trasmissione in una maniera totalmente diversa perché vogliamo dedicare l'apertura proprio del nostro programma ad una persona che era molto legata alla nostra trasmissione. Parliamo di Turi Di Stefano, prima allenatore e poi da raffinato opinionista sportivo, ha rappresentato per tutti noi uomini di calcio un punto di riferimento per correttezza, sportività, esperienza. Tutta la redazione di Penalty chiaramente è vicina alla famiglia e a tutti i suoi cari. Però come si suol dire, lo spettacolo deve andare avanti come i più grandi show. Il nostro non è un grande show, raccontiamo soltanto il calcio dilettantistico siciliano, pertanto apriamo ufficialmente questa nuova puntata di questo 2026. Lo facciamo presentando subito il nostro ospite di questa prima puntata appunto di questo nuovo anno. Parliamo del direttore generale della Nissa FC, Giovanni Castronovo. Buonasera, ciao Giovanni, buonasera, ben trovato. Grazie per l'invito. Intanto auguri. Auguri a voi, perché a tutti questo sarà un anno i importante. telespettatori. Dovrebbe essere un anno Ma importante. sarà sicuramente un anno importante. Questa Nissa che insomma all'inizio ha un pochettino faticato, adesso con l'arrivo anche tra l'altro del nuovo mister, qualche cosa è stata resettata nel senso positivo, o sbaglio? Sì, sicuramente. Intanto c'è da dire che basta guardare la classifica per comprendere come c'è un grande equilibrio tra tutte le squadre. Giocare quando la prima incontra l'ultima non è mai una partita scontata. L'abbiamo visto col Messina, l'abbiamo visto col Paternò, l'abbiamo visto con le squadre che sono nei bassi fondi della classifica che vendono cara la pelle, e basterà guardare le prime dei gironi dal girone A al girone H per comprendere come nel girone invece nel giro di 6 punti ci sono 10 squadre. È tutto aperto. Tutto aperto per tutti, e quindi noi, guardando diciamo in casa nostra, purtroppo abbiamo iniziato un po' in sordina e questo ha fatto sì che l'area tecnica decidesse di fare il cambio d'allenatore che a mio sommesso avviso è stato assolutamente produttivo, perché si è creata immediatamente un'empatia tra Ciccio Di Gaetano, che per me è uno dei migliori allenatori della categoria, emergenti, soprattutto perché ha trasmesso la sua fame ai giocatori, forse fame che prima non avevano, e poi perché lui ha i colori biancoscudati nel cuore. Sappiamo dei suoi trascorsi. Il bomber della Nissa per antonomasia, avendo segnato più gol di tutti nella sua carriera, quindi lui voleva la Nissa voleva lui, e col suo arrivo è cambiato un po' tutto. Fuori onda, quando è venuto qui sotto sotto, sperava sempre che potesse arrivare questa benedetta, diciamo, offerta, proposta della Nissa. Alla fine è arrivata. Io sono contento perché, come hai detto bene tu, ha delle qualità che soprattutto nell'ambiente del calcio dilettantistico sono rare, e quando ci sono queste qualità sicuramente poi la squadra ne trova beneficio. Io con Ciccio, è inutile nasconderlo, siamo amici da vecchia data, così come lo è anche Ernesto Russello, il direttore sportivo, sì. E quindi quando si è deciso di esonerare Di Napoli noi non abbiamo fatto altri sondaggi, siamo andati dritti. E la scelta, sono sicuro, sarà importantissima. Io ti posso dire solo una cosa, che adesso finalmente vediamo la squadra allenarsi col sorriso, ad ogni gol, anche i più grandi, Rapisarda, Sarao, che hanno un percorso calcistico importante, corrono a abbracciare chi segna come dei ragazzini. È cambiato improvvisamente un po' tutto. Quando cambiano in meglio queste cose... E secondo me il cambio è avvenuto anche sotto il profilo temporale nel momento giusto, perché mancavano 3 giornate alla fine del girone di andata,
e così lui ha avuto il tempo di lavorare Certo. nel richiamo e la preparazione, poter apportare anche qualche innovazione. Vedi gli arrivi attualmente di Lanza e di Tamayo che vanno a arricchire la batteria under, Sì. e si respira un clima diverso. Considera che lui ha fatto 3 partite fuori casa e una partita in casa, abbiamo raccolto la bellezza di 8 punti E sono tanti. e penso che sono È una tanti. media altissima. Da domenica comincia invece un Tra altro poco campionato. parleremo proprio di domenica, perché ci sarà questo grande big match proprio in casa da voi contro la Regina, perché adesso ufficialmente apriamo la nostra trasmissione con il giusto doveroso tabellino dedicato al campionato nazionale dilettanti. Domenica dunque si è giocata la prima giornata di ritorno, eccola qua la schermata dei risultati: pareggio tra Milazzo e Nis FC, vince 4-0 l'Athletic Club Palermo, pareggia il Città di Aciriale contro la Vigor Lamezia, così come finisce in parità Enna Calcio Ragusa Calcio e Paternò Calcio contro la Vibonese. Vince 2-0 invece la Regina di Torrisi, fuori casa vittoria della Nuova Igea Virtus 3-0 contro la San Cataldese, vince fuori casa questo Savoia che non molla di un centimetro, 2-1 contro il Città di Gela, ed infine Sambiase che vince contro la Gelbison per 2-1. Guardiamola questa classifica, perché da questa classifica possiamo capire giustamente molte cose, tra l'altro confermate anche dallo stesso ospite della nostra puntata. Una testa dove vede tantissime squadre che si daranno battaglia probabilmente ancora per moltissime settimane. In questo momento al primo posto Savoia e Nuova Egea Virtus con 34 punti, 32 Atletico Club Palermo e Nis FC, con 30 la Regina, con 29 il Milazzo, 28 Sambiase, 25 Città di Gela, 23 Vibonese Calcio e Gelbison, con 19 Vigor Lamezia insieme alla San Cataldese, 18 Città di Aciriale, con 17 Castrum Favara e Ragusa Calcio, 16 punti per l'Enna, con 14 il Messina, chiude all'ultimo posto il Paternò con 11 punti. E guardiamo anche a questo punto il tabellino della prossima giornata, sarà la seconda giornata di ritorno, domenica 11 di gennaio, Castrum Favara Sambiase, Gelbison Paternò, Messina San Cataldese, Nis FC Regina 1914, Nuova Egea Virtus Milazzo, Ragusa Calcio Città di Gela, Savoia 1908 Città di Aciriale, Vibonese Calcio e Enna Calcio, ed infine la Vigor Lamezia che ospiterà la Rivelazione Athletic Club Palermo. Partiamo ufficialmente con questa Nissa, perché dobbiamo anche mettere un po' in chiaro come è andata la partita a Milazzo. Attenzione, campo difficilissimo. Nel frattempo possono già partire le immagini di questa partita che sembrava sulla carta leggermente a portata di mano per la Nissa, però dall'altra parte insomma questo Milazzo ha reso durissima c'è da la dire vita. che basterà guardare le immagini per comprendere che come in quel campo si può fare tutto tranne che giocare a calcio. Eh sì, è un po' gibboso, io sono stato dentro il campo e ho visto che effettivamente è un campo controllare la palla è impossibile. Sconnesso, dove ci sono parti in cui c'è l'erba, parti in cui non c'è l'erba, eccetera. Quindi avevamo preparato, il mister aveva preparato la partita in un certo modo, aveva preparato la partita d'attesa, mettendo 2 esterni bassi bloccati, sì, in maniera tale da far venire fuori Milazzo. Aveva letto bene la partita, effettivamente. Sì, il problema è stato che al terzo minuto abbiamo preso il gol. È vero. E quindi la strategia iniziale del mister doveva cambiare. E il primo tempo abbiamo avuto un po' di difficoltà perché ovviamente con i terzini bloccati che non accompagnavano la manovra arrivavamo nella metà campo avversaria con pochi uomini. A inizio del secondo tempo il mister ha compreso un po' la situazione, ha effettuato 3 cambi, ha fatto entrare Checco De Felice, che non ha bisogno di presentazione, un giocatore che ha giocato in Lega Pro e ha fatto gol, ha fatto entrare il nuovo arrivo Lanza e ha fatto entrare Agnello, il nostro capitano Agnello, che in un campo dove c'era da battagliare è stato uno dei migliori in campo. Lì abbiamo cambiato... Il tasso tecnico si è modificato, sì, in base anche alla partita. Ma più che il tasso tecnico è aumentata la pressione sotto il profilo della giocata, dell'intensità, perché non si può palleggiare in quel campo. No, si deve giocare sulle seconde palle, eccetera. E devo dire che il secondo tempo obiettivamente abbiamo chiuso il Milazzo nella loro metà campo. Abbiamo pareggiato, anche loro avevano fatto un gol ma l'arbitro aveva fischiato prima, quindi era un onor di cronaca, va detto.
però non si sono mai resi pericolosi e poi inspiegabilmente l'arbitro ci ha annullato il regolarissimo gol realizzato dal nostro Ibrahimovic, che è Fabio Alagna, che secondo me è uno dei giocatori più forti che ho visto in questa categoria e sono veramente... Quel gol avrebbe potuto cambiare probabilmente la classifica. Assolutamente sì, saremmo rimasti primi in classifica. L'arbitro poi ci ha dato una spiegazione inverosimile, ha sentito che noi chiamavamo un blocco, poiché è caduto un giocatore ha ritenuto che ci fosse un blocco, quindi è stato un errore di valutazione da parte dell'arbitro per sentito dire. Purtroppo sugli arbitri devo dire che, avendo fatto per tanti anni eccellenza, pensavo quest'anno in Serie D di trovare gli arbitri all'altezza. Le difficoltà ci sono anche in Lega Pro, io posso dire che anche molti arbitri, in Serie dico D. quasi tutte le partite, pure quelle che abbiamo vinto, ho trovato arbitri non all'altezza, soprattutto molto spesso arroganti e presuntuosi. Non cercano mai il dialogo con i giocatori ed è sbagliato. È sbagliato. Appena un giocatore chiede una spiegazione, subito il cartellino giallo a scopo intimidatorio e falsano le partite. Basterà guardare le interviste di massimi dirigenti, anche persone più quotate di me, che ovviamente sono lamentate degli arbitri, ed è qualcosa sulla quale... Il problema è che spesso e volentieri questi arbitri vengono catapultati da categorie inferiori, sì, subito infatti, in Lega Pro oppure in Serie D, senza esperienza. Ho la sensazione che rispetto all'anno scorso molti arbitri hanno fatto il passaggio in Lega Pro e questi arbitri quest'anno vengono all'eccellenza, che erano quelli degli cosiddetti scambi, e secondo me molti non sono all'altezza. Non vorrei che venisse falsato a questo punto poi alla fine anche un campionato che soprattutto nel girone sta interessando moltissime società. Guarda, ci sono immagini, per esempio, dico, mi viene in mente non per così, dico, per parlare di una diretta concorrente, ma al Gela è stato negato un rigore solare, è stato negato un rigore solare sacrosanto. Noi abbiamo visto la partita Castrum Favara Atletico Palermo con la palla che è entrata fuori e non se ne sono accorti. Dico, sono degli episodi, ma ce ne sono una miriade che non sono ammesse in un campionato dove ci sono società che investono milioni di euro, non bruscolini, dove abbiamo l'etichetta di professionisti, di dilettanti, ma siamo professionisti a tutti gli effetti. La famosa C2 annullata, assolutamente, a tutti gli effetti è stata assorbita da questa... Ritengo che la Lega debba un po' monitorare meglio il sistema arbitrale, perché anche, ripeto, quando è stato a nostro favore, perché c'è stata qualche decisione a nostro favore, col Milazzo, guarda, possiamo ne recriminare, fermo restando che il Milazzo è una gran bella squadra, fermo restando che Catalano sta facendo insieme all'amico Vittorio Sirianese un grandissimo lavoro, e sia in casa nostra che in casa loro mi hanno fatto un'ottima impressione, però è oggettivo che all'andata un colpo di testa di Diaz era dentro di 50 centimetri, non di poco. Al ritorno c'è stato annullato un altro gol, aggiungi 4 punti alla nostra classifica e malgrado tutte le nostre disavventure vedi dove saremo. Senti Giovanni, il patron si è un po' amareggiato con questo pareggio? No, assolutamente no, perché il presidente Giovannone è una persona molto comprensiva, di buon senso. Ti devo dire che a fine partita è andato negli spogliatoi, ha applaudito i ragazzi perché meritavano solo l'applauso, perché il secondo tempo hanno davvero buttato il cuore fuori, oltre l'ostacolo, e il punto è meritato e ci sta pure stretto. Quindi, la vittoria. In quella condizione eravamo passati in svantaggio, abbiamo recuperato, eccetera. Siamo contenti così. Allora, 30 secondi li voglio dedicare anche al prossimo incontro che avete in casa contro la Regina. È la partita più importante sin qui della stagione, secondo voi? Allora, la partita più importante è sempre quella che deve venire. Tieni conto che saremo alla 19ª giornata. Ne mancano poi ne mancano 15. Se a me dicessero tu perdi con la Regina ma vinci il campionato, io metterei la firma subito, è chiaro. Però è ovvio che è una partita che si prepara da sola sotto il profilo degli stimoli, della voglia. Noi abbiamo 2 partite in casa, Regina e Gerbison. Io sotto il profilo dell'approccio temo più la Gerbison che la Regina, perché ma non perché la Regina, esatto, perché la Regina è una signora squadra, e quindi già molti giocatori hanno visto nella Regina Militare calciatori che
prima avevano visto solo nelle figurine e oggi ci giocheranno contro. È vero. Avremo un Tomaselli penso gremito anche, attendiamo con questa grande è una bella piacere, cosa, attendiamo questa è con una grande bella cosa. piacere l'esodo in massa dei tifosi reggini che saranno accolti con grande ospitalità. Una così festa come- dello sport. Assolutamente Bene, sì, questo bene, sarà sono sicuramente contento. una Mi festa fai un dello pronostico sport. veloce? Vinciamo 1-0. Vincete 1-0, ok. Allora, senti, adesso parliamo dell'Athletic Club Palermo, perché ti voglio far vedere subito le immagini di questo velodromo aperto finalmente al pubblico. Tu da palermitano mi devi dire la tua. Certo. Sei contento, non doppio, Assolutamente sì. triplo? Assolutamente sì, infatti io in passato mi ero rammaricato esclusivamente per il fatto che dopo la partita con la Nissa Sì. si è interrotta per impraticabilità di Sì, campo. è vero. E Poi l'avete dovuta riprendere. la abbiamo dovuta riprendere perché comunque a mio avviso c'erano delle deficienze dal punto di vista del drenaggio. Ho capito. Però intanto un plauso all'Atletico Palermo Certo. perché è una società che seguo da quando faceva la terza categoria e si chiamava Resuttano. Lo so. Ogni anno hanno fatto uno step superiore. Il e loro è quindi un va a fare- percorso di crescita da imitare anche. Continua. Una società composta tutta da persone per bene, hanno insistito, hanno continuato, non hanno mollato e dopo aver ottenuto la promozione, quest'anno ovviamente c'è uno dei massimi dirigenti del calcio italiano, che è Giorgio Perinetti, da cui si può solo imparare. Loro non puntano alla promozione, hanno detto. Non puntano, però sai, l'appetito Però, viene sei mangiando, là, sei sono là là, che la giochi. sono a pari punti con noi, quindi noi li abbiamo battuti. Sì. Però ti devo dire, forse il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio. Il pareggio. Perché noi siamo passati in svantaggio, poi abbiamo Avete pareggiato, recuperato. poi abbiamo recuperato. Poi è ovvio che in quella partita, a mio avviso, l'esperienza ha avuto la meglio sulla gioventù dell'Athletic Palermo. Sì. Però considerato che annovera molti giovani che per la prima volta si affacciano al campionato di Serie D, quasi sconosciuti, tenuto conto del percorso, c'è da fare un applauso. E poi, ripeto, vedere la gente che finalmente riempie il velodromo, Cioè, perché finalmente Palermo questa è una società, seconda squadra. sì, sì. Questa è una cosa bellissima. Anche perché credo. considera che l'anno scorso l'Athletic giocava a Terrasini, e giocava sempre a porte chiuse. Sì. L'unica deroga l'hanno avuto quando c'è stato il Gela, Sì. perché ovviamente anche Con forse problemi anche per ragioni di ordine pubblico non si Certo, poteva fare sì, diversamente. sì. Capisco bene che una società che alla voce incassi mette sempre zero non può andare avanti, quindi mi fa piacere che domenica ho visto... C'erano più di 600 persone, Sì, anzi sì. possiamo far vedere Sì, già sì, le sì. immagini della partita proprio vittoriosa contro il Messina. È certamente uno stadio grande per in questo momento il tifo dell'Athletic, che Certo, comunque però- crescerà secondo me anno dopo anno, no? Con Sì. un Palermo che va più in alto, un Athletic Considera che che può seguirlo l'Athletic a ha pure a ruota. disposizione il campo di Capaci, Sì. che l'hanno assegnato Sì, sì, per sì, molto sì. tempo, poi faranno la loro valutazione. Certo, riempire Capaci dà una sensazione di più pressione Sì, è un sull'ambiente, catino, perché è un diventa un catino. catino. Riempire il velodromo è difficile, non lo faceva neanche il Palermo Lo quando era in sappiamo. Serie C, anche perché alcune volte, questo vale pure per il Tomaselli, Sì. la pista atletica è un deterrente, È perché vero, è ti allontana dal campo. Invece quando io sono andato a Reggio Calabria, appena in quel ho caso percorso il la fiato del scaletta pubblico aiuta. che porta al campo, già ti sentivi la gente addosso, è diverso. È vero. E questo soprattutto per alcuni arbitri alle prime armi è condizionante. Quindi Chiaro. comunque va fatto un plauso a loro, perché intanto giocano bene, si stanno mettendo in mostra molti giovani di belle speranze. Hanno Sai, creduto anche a questo allenatore che volendo veniva da una retrocessione, no? Con la città di sì, Sant'Agata. ma chi capisce di calcio non Bravo, penso che giusto, si può lasciare giusto. condizionare da un risultato È negativo, vero, infatti- perché sta dimostrando di saperci fare, perché fra l'altro ti dico, giocano bene a calcio. Non è che Sì, sì. è una squadra che butta la palla lunga. Molto geometrica, sbaglia poche palle. Assolutamente no. Sì, sì, assolutamente sì, quindi no. Poi assolutamente da è chiaro da che qualche lodare. peccato di gioventù ci può stare, hanno pagato dazi in alcune partite, per esempio contro di noi, perché noi abbiamo segnato per una sfortunata autorrete. Sì. Però devo dire che è una gran bella squadra, vedere giocare l'Atletico Palermo è veramente uno spettacolo, ci sono giocatori che secondo me presto faranno parlare di sé. E soprattutto, ripeto, la dirigenza è una dirigenza composta da persone per bene, imprenditori seri,
è un progetto che secondo me è destinato a crescere, ed è ovviamente un'ottima alternativa al Palermo. Siamo contenti anche perché tu da palermitano, insomma, le tue parole sono vere, escono anche dal cuore, quindi assolutamente sì. Siamo doppiamente convinti. Ho degli amici pure, infatti, siamo tra tutti doppiamente Antonio convinti Cottone, che questo Palermo può, questa realtà palermitana può crescere veramente anno dopo anno. Guarda, se il Palermo dovesse andare in Serie A, così come c'era all'epoca la Lodigiani a Roma, è vero, che faceva la Serie C, non vedo perché l'Atletico Palermo non potesse fare la Serie C, anche perché molti giovani che devono andare a farsi le ossa al nord li fanno nella propria città, in una società solida. Assolutamente. Volto pagina perché voglio parlare invece della città di Aciriale. Guardiamoci subito insomma, il servizio con l'intervista del mister del città di Aciriale, che sembrerebbe aver insomma, tranquillizzato l'ambiente anche e soprattutto con l'arrivo del nuovo allenatore. Per quanto riguarda la prima parte del primo tempo, loro sono riusciti a palleggiare meglio e noi abbiamo faticato a trovare le distanze, poi siamo riusciti anche nella parte, diciamo, intermedia e finale, siamo riusciti anche a creare delle situazioni importanti già nel primo tempo, poi il secondo tempo siamo entrati in modo veemente in campo, abbiamo avuto il calcio di rigore e credo che lì dovevamo avere anche quel pizzico di fortuna per poter far scivolare un po' la gara e poterci di nuovo risistemare e riaddormentarla, tra virgolette, però così non è stato perché l'episodio del calcio di rigore a loro ha portato in parità. Io devo solo fare i complimenti ai ragazzi perché dal punto di vista dell'impegno, della voglia, della determinazione, del modo di stare in campo fino all'ultimo secondo, dal primo a chi è entrato, devo dire solo grazie. Questo credo che sia, diciamo, un buon viatico per poter cercare di migliorare e raggiungere il nostro obiettivo. La squadra che non è tranquilla, una squadra che viene da un vissuto così, sempre in moto perpetuo. Io credo che perda anche delle certezze e quindi potrebbe essere questo uno dei motivi che porta ad impaurirsi, ad avere quasi la paura di vincere, perché oggi non c'è la paura di perdere. Credo che ci sia questa paura quasi di vincere la partita, che poi si trasforma in alcune circostanze in frenesia, e questa frenesia che noi dobbiamo cercare di eliminare, ma solo con, io credo, i risultati, perché i risultati sono quelli che determinano anche alcuni aspetti dell'allenamento, alcuni aspetti esterni, e fa stare un po' tranquillo diciamo, il calciatore e lo spogliatoio. Questo è un momento in cui, e ripeto, bisogna essere lucidi e cercare di capire tutti insieme come poter riuscire ad uscire fuori da questa situazione, perché se dal punto di vista tecnico io dico che è una squadra che ha margini di miglioramento, come ho detto anche ieri in conferenza, sto cercando di prendere il massimo di ognuno, perché ancora non avevano dato secondo me il 100%, sto cercando di prendere questo e poi cercare di assemblare un po' il tutto per arrivare, ripeto, a questa salvezza che è la nostra prerogativa. Città di Aciriale dunque che pareggia una partita impegnativa contro la Vigor Lamezia, finisce in parità invece Enna Ragusa, due squadre che sono un po' in sofferenza, anche se credo che il Ragusa in questo momento ha più chance per risollevarsi da questa classifica pericolante. Condividi? Sì, considera che l'Enna in questi minuti sta giocando il recupero contro il Castrum Favara, quindi dipende dal risultato, può rilanciarsi in classifica. Io devo dire che lo abbiamo Però il Ragusa l'ho visto più in palla in questo ultimo periodo. Noi abbiamo incontrato il Ragusa prima degli innesti ed obiettivamente ha fatto una buona partita, ma quello che mi ha sorpreso dal punto di vista del piglio atletico, della grinta e della cattiveria è stato l'Enna, perché è stata una partita pirotecnica. Noi abbiamo vinto 4-3 e 7 gol sono maturati nei primi 37 minuti. Ho visto. E mi ha fatto davvero una bella impressione. I due fratelli sono fortissimi. Sì,
sì, sì. di colore. Non solo loro, certo pagano qualche leggerezza dietro perché magari giocando con la linea alta prendono dei gol, noi abbiamo fatto gol in questo modo, però secondo me hanno tutte le classi in regola per poter ambire quantomeno a raggiungere una buona posizione nei play-out. Insomma, vedremo quello che succederà, perché anch'io Sì. sono l'idea che questo Ragusa può veramente tirarsi fuori, soprattutto in queste ultime settimane lo ha dimostrato, ma anche Lenna conferma sì, che insomma non mollerà facilmente una zona tranquilla possibile nelle prossime settimane. Guardiamoci gli highlights, pareggio tra Enna e Ragusa. Iniziare il 2026 con una vittoria, questo è l'obiettivo dell'Enna che per la 18ª giornata di campionato, la prima di ritorno, affronta il Ragusa, diretta concorrente per la salvezza. Comincia poi la partita, la prima occasione ce l'ha il Ragusa con questo destro di Capone, finisce di poco a lato ma non impensierisce l'Oliva. Poi comincia a spingere l'Enna, qui il primo tentativo ce l'ha Gabrielli però non fortunato, non inquadrato. Alla fine poi prova ad arrivare su questo pallone Montero, è uscita molto bene Esposito, riesce a fare sua la sfera. La grande occasione per sbloccare la partita ce l'ha il destro di Dimo Dugno, disinnescato da un grande intervento di Esposito. Poi Bamba mette in mezzo questo pallone, ci prova Gabrielli, il pallone finisce ampiamente sopra la traversa. Nuovamente ancora un'occasione per l'Enna, il pallone viene messo in calcio d'angolo, ancora Bamba ispiratissimo, porta la palla sul mancino, il sinistro non gira, finisce di poco a lato. Poi la grande occasione per l'Enna, il gol di Montero viene annullato per una posizione di fuorigioco dopo la torre perfetta di Spina, il fuorigioco fischiato dal direttore di gara con il gol di Montero. Poi Bamba ci prova con il mancino, trova l'ottimo intervento di Esposito. Qui distratto lavora questo pallone per Ciaunà, non riesce a colpire la sfera. Ancora Lenno, grandissima palla questa di Modugno per Montero. Qui il numero 9 commette fallo poco prima di ribadire in rete la grande palla di Modugno. Sarebbe stato nuovamente il gol dell'1-0. Poi la grande occasione per il Ragusa ce l'ha Rafele, che da pochissimo spreca quella che sarebbe stata poi l'occasione dell'1-0. Ci prova anche Dadic, il pallone viene messo in calcio d'angolo, dal calcio d'angolo fa sua la sfera Esposito, finisce così la partita 0-0, l'Enna per la 6ª volta consecutiva non riesce a trovare la vittoria. Alla prossima ci sarà la Vibonese. Pareggio dunque tra Enna e Ragusa. Parliamo invece adesso del Paternò, partono già le immagini di questo pareggio in casa. Credo che il percorso del Paternò è veramente tutto in salita, condividi? A questo punto della stagione, se non ci sono delle svolte tecniche... Più che altro lo dicono i numeri, si trova attardato, si è staccato dalla penultima, quindi ad oggi diciamo, è la squadra che ha meno chance di poter ottenere la salvezza. Peccato, dopo il grande lavoro dello scorso anno. Sì, però ti devo dire che malgrado noi siamo riusciti a vincere sul loro campo per 3-0, non ho visto una squadra totalmente dimessa allo sbando. C'era ancora Mascara, se non sì, c'era ancora, era stata l'ultima partita di Mascara, per cui non so cosa faranno adesso nel mercato, non conosco bene le dinamiche della nuova dirigenza. Certo, la presenza di Claudio Cammarato è una garanzia perché si tratta di un soggetto che ha fatto calcio a certi livelli, però mi sembra come diciamo, un soggetto che predica nel deserto. È vero, è vero. Però voglio dire, gli anni passati ci hanno insegnato, anche l'esperienza del Messina stessa, sì, ci ha insegnato che una squadra che veniva data per retrocessa sicura, che era il Messina, poi in realtà ha sovvertito ogni pronostico. Quindi tutto può capitare. Tutto può capitare. Però ovviamente ci Però vuole alle spalle, poi mezzi anche per ci vuole alle spalle una dirigenza dirigenza che effettivamente più che fare proclami faccia adesso senza nulla cose togliere concrete. nulla a Millesi che ha sostituito Mascara, ma io credo che la grande svolta nasce soprattutto dopo le dimissioni di Beppe Mascara, insomma prendere un nuovo allenatore che abbia più esperienza rispetto a Millesi, no? Bisogna vedere anche già quello è un primo passo per capire però il problema le volontà.
il problema è sempre là, anche se prendi un grande allenatore, ricordati che l'allenatore non scendeva in Lo campo. so. Quindi bisogna vedere il materiale umano che ha, È vero. se è sufficiente per poter raggiungere la Quello salvezza. determina tutto. E quindi è vero. dovrebbero fare un cammino di ritorno da big del campionato. E penso proprio che sarà un po' difficile. Io glielo auguro di cuore, perché comunque Paternò è una piazza storica del calcio È siciliano, vero, e mi è auguro vero. che comunque lotti fino alla fine per cercare di raggiungere la salvezza e non mollino prima della fine, anche perché si falserebbe il campionato. Non ha mollato per niente invece la Regina, perché dall'arrivo di mister Alfio Torrisi molte cose sono cambiate, mentalità, determinazione, grinta, a tal punto che insomma adesso si trova veramente a ridosso della zona altissima di questa classifica, di questo girone I del campionato di Serie D. Domenica giocherà una partita impegnativa a Caltanissetta. Ci sentiamo le dichiarazioni del mister Torrisi e poi sentiamo anche il parere del nostro ospite. La squadra penso che è stata oggi abbastanza matura, penso è arrivata al punto più alto della maturità sotto la mia gestione, ne vado fiero. Abbiamo fatto una buona gara, peccato per averla chiusa solo sul 2-0, perché secondo me per quanto proposto meritavamo qualcosa in più. Alcune volte forse siamo stati un po' con troppa sufficienza, soprattutto negli ultimi 25 metri, dove al posto di provare a forzare qualche giocata e far male all'avversario abbiamo preferito ancora giochicchiare, e questo potrebbe essere l'unica pecca, se così vogliamo chiamarli, di una partita quasi perfetta. Di Grazia ha meritato gli applausi, perché come tutti, ma lui in maggior ragione, che non aveva nelle sue qualità migliori la fase di non possesso, la corsa, sta dimostrando che è all'interno del progetto tecnico in una maniera importante, l'aveva dimostrato in settimana, motivo per cui gli ho dato la maglia da titolare, e quindi va benissimo. Lo spirito di Grazia è quello che devono avere tutti i giocatori, lo stanno dimostrando, e sono ancora più felice perché la gente, a questo piace alla gente, e quindi gli applausi del pubblico per me su Di Grazia sono giusti, ma il pubblico vuole vedere una squadra che lotta, che non molla, e penso che questi ragazzi lo stanno dimostrando costantemente. Se subiamo un tiro in porta, due tiri in porta e si parla di sbavature, tutto diventa più irreale, surreale, perché c'è l'avversario. Io penso che anche oggi la Colina non ha fatto nessuna parata, abbiamo prodotto una mole di gioco secondo me abbastanza di qualità. Dispiace perché, ripeto, per quello che abbiamo creato il risultato poteva essere più rotondo, però poi sul discorso del 2-0, dell'1-0, ripeto, io vado fiero di questo, basta un gollettino, fatto anche sporco per vincere, quindi io non sono amante delle goleade, se vengono accettate sicuramente, ma a me la cosa che interessa è la concretezza, portare il risultato a casa, rischiare poco, fare gol. Poi quando possiamo farlo attraverso una manovra di qualità, che ben venga, quando lo facciamo sul piazzato che ben venga, quando lo facciamo con un'autorete che ben venga, la cosa importante è portare i 3 punti a casa. Diciamo che questa è una squadra che, come ho detto un attimo fa, sul piano della maturità oggi è stato secondo me il picco più alto della mia gestione, sono contento, ripeto, potevamo gestire meglio qualche palla con meno leziosità negli ultimi 25 metri, però andare a cercare il pelo nell'uovo oggi in una partita così complessa, perché ricordiamoci che è una partita che viene dopo un periodo di sosta, quindi è una partita sempre che ha dei grandi punti interrogativi, delle grandi curiosità, e la squadra invece ha dimostrato di essere presente. Non ho titolari in questa squadra, io ho 22, 23, 24, quelle che sono soluzioni che si equivalgono, di grande qualità. È normale che dobbiamo essere bravi sulla gestione delle risorse umane, perché questo è un gruppo che, se tu riesci a portarlo fino al 5 di maggio con l'intensità mentale uguale per tutti, con la stessa voglia, con la stessa fame, può fare qualcosa di straordinario e di importante. E questo cosa bisogna fare per farlo? Cercare di metterli sempre in competizione, di far capire che non c'è nessun titolare, che tutti possono andare in tribuna, che tutti possono andare in panchina. Ho detto settimana scorsa, abbiamo ancora Decio fuori, Barilla fuori, è rientrato Salandria. In questa Regina la normalità dovrà diventare dalla domenica in tribuna alla prossima in campo, per tutti, perché non c'è nessun titolare inamovibile. Ho soluzioni, siamo in tanti, la partita, la settimana e le caratteristiche dei giocatori poi fanno le scelte. Il lavoro è l'unica certezza che ti porta al risultato.
ti può portare ogni tanto a prendere qualche buca, ma la strada poi è ben delineata, è quella. Con il lavoro i risultati arrivano e arrivano attraverso la crescita sia del singolo sia del collettivo. Che vince 2-0 ed è pronta per questa importantissima partita a Caltanissetta. Tu mi hai fatto un pronostico dicendo che giustamente la Nissa è pronta e probabilmente vorrà fare sua la partita, però diamo merito a questa regina che finalmente insomma è rientrata in quelli che erano i pronostici iniziali della stagione. Inaspettatamente sì, perché dopo 6 sconfitte consecutive si guardava forse più la zona play-out che la zona play-off. Poi l'avvento di Alfredo Riso obiettivamente ha cambiato le carte in tavola, un pizzico di buona sorte che non guasta mai, perché c'è stata qualche partita dove effettivamente non meritavano il successo ma l'hanno ottenuto, ma la fortuna aiuta gli audaci, non viene da sola. E domenica ce la giocheremo a viso aperto, due tecnici che si conoscono, si stimano, e sarà anche una partita molto tattica e sono certo che sarà decisa da qualche episodio. Non ci sarà una squadra che secondo me dominerà sull'altra. E se finisce in pareggio? Se finisce in pareggio continueremo il nostro percorso restando imbattuti. Comunque sempre nella certo, zona alta. Domenica un tabù deve saltare, nel senso che Alfredo Risi ha vinto 6 partite di fila. Ciccio Di Gaetano da quando è arrivato non ha mai perso. Qualcosa deve saltare. Sarà una bellissima partita. Quindi sarà una partita. Non ci piove. Certamente secondo me non per i deboli di cuore, perché fino a che l'arbitro non fischierà sarà tutto in bilico. Però ti devo dire, la squadra già dal pullman, la trasferta a Milazzo, aveva già in mente questa partita. Noi arriveremo, penso, carichi e motivati, con un pubblico delle grandi occasioni, e perché nelle scorse stagioni, come tu ben ricordi, c'erano quelle due squadre che capitalizzavano. Invece quest'anno veramente questo girone I ci piace, perché ogni partita è una finale praticamente, soprattutto adesso nel girone di ritorno. Sappiamo di incontrare una corazzata, perché alla vigilia era la candidata numero 1 alla vittoria, non lo dobbiamo dimenticare adesso, quindi sappiamo di affrontare una corazzata e la rispetteremo, l'affronteremo con grande umiltà, però dall'altro lato non ci sarà quella Nissa un po' spenta, un po' sonnecchiosa che abbiamo visto a Reggio Calabria, ma sarà una Nissa che sarà galvanizzata, perché sono sicuro che mister Di Gaetano in settimana saprà toccare le corde giuste ai giocatori dal punto di vista emotivo, perché io dico sempre una cosa: il calcio è un gioco che si svolge con i piedi, ma la testa fa tanto. E lui sulla testa dei giocatori ha lavorato tanto e ha creato un gruppo veramente coeso. Noi dobbiamo impegnarci per battere la regina, ma anche la regina, se vuole battere la Nissa, dovrà impegnarsi al 70. Insomma, sarà, come abbiamo detto poc'anzi, una bellissima partita. Da tripla. Poc'anzi avevi detto però che vincevate voi. È da tripla, ma io devo ovviamente fare il tifo per la mia squadra, e quindi, siccome sono un inguaribile ottimista, dico che vinciamo 1-0. Benissimo, ok. Ci ha messo molto testa invece l'allenatore della nuova Igea Virtus, questo Marra, che sta veramente pilotando alla grande la nuova Igea Virtus, che sbanca San Cataldo, rimane in vetta, e secondo me tutti dovranno fare i conti con questa squadra messinese. Guardiamoci il servizio. Sicuramente l'obiettivo estivo era quello di fare un campionato importante e di poterci quantomeno stare nei piani alti, però arrivare alla fine di giornata e essere primi in classifica in condominio con altri, quindi avere dietro squadre come la Regina di Savoia a pari punti, secondo me siamo andati oltre le aspettative. Si è creato un bel gruppo, un bel mix fra i giovani e gente veterana, quindi vedo molta energia con tanti anni fa quando ho vinto il campionato, quindi secondo me in questo giro ritorno, se partiamo forte, ce la possiamo giocare fino alla fine. Non si vince un campionato se non c'è un pubblico, perché alla fine quindi è la benzina di tutto, quindi nel calcio, nello sport, in tutto. Noi abbiamo ritrovato il grande pubblico, avere 500 persone quindi a Reggio Calabria, quasi 1000 persone a Messina e tanta gente al racconto, sicuramente è motivo di orgoglio, quindi si è creata quella chimica giusta fra squadre e città. Siamo sempre in contatto continuo con Acatino, quindi abbiamo preso i giocatori importanti, quindi abbiamo preso 2 mesi fa Longo, che è un top per questa categoria,
che ancora è riuscito a esprimersi al massimo. Abbiamo preso quindi anche Vacca, quindi un giocatore quindi di Serie C, quindi che era un pochino indietro della preparazione, perché possa mettersi al pari gli altri e ci possa dare una grossa mano d'aiuto. Abbiamo preso Provazza, quindi che ha dimostrato la sua qualità. Abbiamo dimostrato quindi riesce a vincere in Reggio Calabria, riesce a vincere a Gela, riesce a battere Savoia, a battere Nissa e poi inciampa in casa con Ragusa, Enna e perde col San Biase. Quindi ogni partita fa storia a sé. Il presidente Bonino è molto determinato, quindi sono sicuro che sarà la giusta benzina per questo gruppo di Marra che sta insomma, pilotando anche con merito in questo momento questo girone I del campionato di Serie D. Passiamo al Gela, guarda caso perde in casa contro il Savoia. Savoia che tu mi hai detto è una squadra molto arcigna, molto difficile da battere, soprattutto in casa da loro, dove voi andrete insomma a giocarvi probabilmente buona fetta della stagione. Bisogna vedere come ci arriviamo, perché chiaro, è logico. Il crocevia per noi sono queste due partite in casa, Regina e Gelbison. Se dovessimo ottenere il massimo dei punti probabilmente potremmo riaffacciarci alla testa della classifica. Te l'aspettavi così forte questo Savoia in questa stagione? Sì, sapevo già che tra le squadre che avrebbero conteso a noi, alla Regina, al campionato, c'era il Savoia. L'ho visto giocare da noi sinceramente siamo stati superiori in quella partita, abbiamo meritato la vittoria, però è una squadra che fino all'ultimo minuto non si è arresa, abbiamo vinto 1-0. Il vostro portiere mi pare che ha fatto qualche miracolo? Ma noi abbiamo un portiere là che sta là per questo. È vero. Di Castelnuovo ne sentirete parlare. È vero. L'anno scorso gli ho visto fare delle parate quest'anno veramente L'anno scorso pazzesche. Castelnuovo era il secondo in Serie B di Cragno al Modena. E quindi voglio dire... È venuto da noi per giocare e si è conquistato il posto da titolare a sfondi parate. Noi ti posso dire che abbiamo almeno 5-6 punti per merito suo. È vero. Il rigore che ha neutralizzato alla Mezia sullo 0-0 e poi noi abbiamo vinto. Le parate col San Biase abbiamo portato a casa un punto. Dico, le parate che ha fatto a Ragusa hanno portato un altro punto. A Ragusa è stato incredibile, c'è stata una parata, per cui miracolo. Dico, noi su Mirko Castelnuovo ci puntiamo, ma anche sugli altri, se dovesse lui avere diciamo, un malanno, una squalifica. Abbiamo un parco portieri, c'è Dregan che pure un grande portiere. Siamo alla ricerca di un 2007. Pian pianino, per entrare, pian pianino, per completare la rosa dei portieri, certo, però ad oggi Mirko Castelnuovo secondo me è uno dei migliori portieri dell'intera Serie D. Volto pagina e chiudo il tabellino del campionato appunto di Serie D con la vittoria del San Biase contro la Gelbison. San Biase che, attenzione, è lì, cioè voglio dire, mi è piaciuto molto sta San Biase, sempre a galla tra la promozione, insomma, quindi griglia playoff e zona salvezza tranquilla. A me è piaciuto molto a Caltanissetta, devo dire, San Biase, una squadra che palleggia bene, che gioca con buoni ritmi, ogni tanto punzecchia in avanti. L'anno scorso squadra rivelazione, tra l'altro, con Morelli, allenatore attuale del Cittadina Ciliale. L'anno scorso li ho visti giocare, ma la Nissa, guarda caso sono andato a vedere Nissa San Biase, è finita 3-1 per la Nissa con una tripletta di Diaz. È una squadra scorbutica il San Biase, è una squadra che cerca di imporre il proprio gioco. Devi incontrarla nel momento in cui tu sei veramente al massimo, perché sono rischi veramente di andare sotto. Noi l'abbiamo incontrata la settimana dopo Enna, quando è cambiata la metodologia di lavoro da di Napoli a... Derivate da una bella vittoria appunto in casa ma è cambiata in dell'Enna. quella settimana la metodologia di lavoro da di Napoli a Di Gaetano e la squadra un po' ne ha risentito, certo. Nel senso che magari è arrivata naturale, poco brillante perché ha certo. un pochettino incentivato i carichi di lavoro. E quindi giustamente... E lì, come si suol dire, quando non puoi vincere, meglio non perdere. Ah beh, questa è una filosofia che io condivido appieno. E lì poi siamo rimasti anche in 10 perché Kragl è stato espulso. È stato espulso, e lì ci ha pensato Mirko Castelnuovo a farci uscire in battuta. E le cose nascono perché vuol dire che il percorso deve essere quello. Esatto. Ci fermiamo, c'è la pubblicità e poi gli ultimi 15 minuti li dedichiamo anche al campionato di promozione, perché al campionato di eccellenza, perché il nostro ospite insomma conosce bene la categoria anche dell'eccellenza. A tra poco. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni.
servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Rientrati in studio e partiamo subito con il campionato di eccellenza, lo facciamo con il girone A. Diamo subito uno sguardo anche al tabellino dei risultati delle partite di domenica, prima giornata di ritorno, sonante vittoria del Partinica Audace 7-1, vince in casa l'Accademia Trapani 3-1 contro il Bagheria Calcio, fuori casa il Montelepre 4-0 contro il Cus Palermo, così anche importante vittoria fuori casa del Camarat 2-0 contro il Città di San Vitolo Capo, ennesimo pareggio interno per il Marsala 1912, questa volta con l'Unitas Sciacca, pareggio tra San Giorgio Piana e Parmonval, vittoria della 90-011 Bagheria contro il Castellammare, un po' in crisi, ed infine la scontata vittoria anche in casa 2-0 del Licata contro la Folgore Castelvetrano. Guardiamo subito anche questa classifica dove c'è la conferma sempre di questo Licata in testa con 39 punti, 33 il Marsala, 29 Partinica Audace, 27 Don Carlo Misilmeri e Città di San Vitolo Capo, 26 Camarat ed Unitas Sciacca, con 25 il Bagheria 90-011, 24 San Giorgio Piana, 23 con il Bagheria Calcio, 22 Castellammare, 15 Montelepre, con 13 Parmonval e Accademia Trapani, con 8 il Cus Palermo, ultima in classifica Folgore Castelvetrano con 4 punti. Allora abbiamo subito da farvi vedere la partita del Licata che vince 2-0 contro la Folgore Castelvetrano e poi sentiamo anche il parere del nostro ospite su questo girone A che sembrerebbe ingarbugliato, ma in molti lo hanno già abbastanza delineato, perché questo Licata insomma dimostra di avere forza, qualità e quantità per vincere questo girone A. Prima partita del 2026 per il campionato di eccellenza girone A ed è subito testa coda tra il Licata capolista e la Folgore Castelvetrano che chiude la classifica. Anche Aldino Liotta, un minuto di silenzio per ricordare le vittime della tragedia di Capodanno a Cran Montanà. Poi si comincia con la formazione di casa che inizia a spingere subito forte il piede sull'acceleratore alla ricerca del gol del vantaggio. Fioccano le palle gol per la squadra di Bonfatto, qui con il colpo di testa di Palmisano con la palla che attraversa tutto lo specchio della porta, poi azione che si sviluppa invece sull'altro out, prova a liberare la difesa folgorina, alla fine sono proprio i padroni di casa a recuperare e a calciare con Tommy Flores, conclusione che si perde di poco fuori. Poi calcio di punizione per la Piana, il quale prende la rincorsa, va a colpire con la conclusione a giro e pallone che sorvola la traversa. Mocchio a questa azione avvolgente della Licata sull'out di sinistra con il cross, pallone che arriva in area dove c'è tutto solo Merola, il quale colpisce di testa totalmente indisturbato, fa 1-0 per il Licata, trova un gol pesantissimo, il primo del nuovo anno, il numero 44 del Licata, che dunque sblocca il punteggio e mette finalmente in discesa la partita per la sua squadra. Poi si accende definitivamente la compagine di Lillo Bonfatto, che qui colpisce una beffarda traversa, ma occhio al calcio di punizione. Sul pallone c'è il numero 10, c'è Calogero La Piana, traiettoria imprendibile per il portiere della Folgore Castelvetrano, e 2-0, esultanza a braccia aperte a voler accogliere il boato della sua gente. Un gol da numero 10, del numero 10 del Licata, che si scioglie definitivamente, va addirittura ad un passo
dal terzo gol. Qui Esposito lascia a Tommy Flores, il quale non è preciso, non è freddo all'appuntamento col gol da buonissima posizione. Con le immagini passiamo al secondo tempo con questo pallone che per poco non arriva ancora dalle parti di Lapiana, viene anticipato dal portiere che poi nell'azione successiva commette un brutto errore in fase di disimpegno insieme ai suoi compagni. Ne approfitta Licata che cerca di attaccare ancora sulla destra, conclusione di Arario. Nel frattempo è entrato in campo al posto di Esposito, palla che sfiora il palo, poi ancora in questo caso Minacori che serve Flores, il quale se la porta sul sinistro, tenta la conclusione dalla distanza, pallone smanacciato dall'estremo difensore Folgorino. Continua il tiro a bersaglio del Licata che continua ad attaccare ancora sulla destra, pallone che arriva da Arario che tenta un tentativo sporco, conclusione sporca respinta ancora dall'estremo difensore, poi ancora il numero 11 che si diverte col pallone tra i piedi, cerca la giocata ad effetto, poi va a calciare dalla distanza. Questa volta il tiro è centrale e prevedibile per il portiere Folgorino. Ancora Licata che attacca con questa giocata ancora al limite dell'area, sempre Arario che prova a liberarsi, la palla esce veramente di pochissimo. Ultimo tentativo della partita, sempre con il numero 11 a ispirare e a liberarsi per il destro, ancora una volta scoccato da fuori. Questa volta la palla non trova il bersaglio, è l'ultima occasione della partita. Il Licata dopo il triplice fischio si gode il ritorno alla vittoria facile contro la Folgore Castelvetrano. Alla prossima! Ho pochi secondi per parlare di questo Licata, ma io sono dell'idea che anche per meno sicuramente mi fai un quadro determinato su questa squadra di Lillo Bonfatto che sulla carta con questa insomma, rosa tecnica di grande qualità non dovrebbe avere problemi sulla vittoria. Diciamo che con la vittoria di domenica scorsa con la Folgore, il contemporaneo pareggio in casa del Marsala, si è ristabilita la distanza che si era accorciata con la sconfitta che avevano subito col Camarat, quindi il distacco è importante, sono 6 punti, penso che sapranno gestire questo distacco fino alla fine, anche se dovranno andare a Marsala, però sotto il profilo della forza e dell'esperienza secondo me il Licata è superiore a tutti. Una spanna sopra tutte. Il Marsala è un'ottima squadra, lo è il Partinico, vi sono diciamo delle altre squadre, l'Unitas Sciacca. Sarà battaglia quindi per i playoff allora? Per i playoff sicuramente sì, perché finalmente è stata eliminata quella regola che io non condividevo assolutamente, quella dei 10 punti, anche io, sia in testa che in coda. È giusto disputarli. Insomma, ha ottenuto ma sai, per tanti piazzamento, motivi, però... perché poi capitava che a metà stagione c'erano delle squadre che non avevano più niente da dire al campionato e le partite erano falsate, è inutile prenderci in giro. Invece così la spettacolarità aumenta, perché io se sono a 6 punti dai playoff a 2 giornate alla fine, io devo giocare perché devo tentare tutto per tutto. Posso tentare tutte le Quindi carte. Va della regolarità del campionato e della spettacolarità, perché per esempio l'anno scorso, no, 2 anni fa, il Pro Favara, all'epoca si chiamava Pro Favara, è stato un mese fermo. Perché è andato alla fase nazionale e poi è uscito col Pompei. Secondo me se avesse invece giocato i playoff regionali avrebbe potuto avere quel ritmo partita che gli consentiva di giocarsela al meglio. Assolutamente fondamentale tenere il ritmo poi per andarsi a giocare tutta un mese fermo, in una partita. Allenare tutta la settimana senza avere l'obiettivo della domenica è tutta un'altra cosa. Andiamo veloci perché adesso parliamo del girone B del campionato di eccellenza. Anche qui prima giornata di ritorno, subito la schermata dei risultati dove sottolineiamo il pareggio del Messana con il Calcio Avola 1949, Leonfortese che perde in casa contro il Giarre, Gioiosa batte Palazzolo 1-0, Nebros batte Leonzio 2-0, Modica batte Atletico Catania 94 Via Grande 1-0, vittoria del San Fratello Acquedolcese contro il Mazzarone, ennesima vittoria del Vittoria contro il Rosmarino ed infine vittoria fuori casa del Melilli contro la Rivelazione Niscemi che cade purtroppo in casa perdendo una buona chance per allungare in classifica. Classifica che vede in testa il Modica con 43 punti, con 35 il Calcio Avola 49, 34 Vittoria e Messara, 27 Atletico Catania 94 Via Grande, 26 Leonzio, con 24 il Niscemi, 23 il Gioiosa, con 20 il Mazzarone, 16 punti Nebros e Melilli, 14 San Fratello Acquedolcese e Giarre Calcio, con 13 il Rosmarino, 9 punti per il Palazzolo, ultimo in classifica Leonfortese
Fortese con 8 punti. Giovanni, io sono dell'idea che questa vittoria all'ultimo minuto contro l'Atletico Catania 94 Via Grande ci fa capire la forza anche mentale di questo ennesimo miracolo chiamato Raciti, chiamato Modica. Sì, certamente dico, a prescindere dal fatto che io ho visto la partita in diretta e hanno cercato il gol fino all'ultimo, l'hanno ottenuto, ma se non hai quella dose di fortuna la palla non entra. È vero, quindi è questi vero. sono segnali del destino. Sì. Questi segnali ti fanno capire come il gruppo dei Raciti Boys quest'anno continuerà a vincere anche quest'anno, perché se già ho detto quello che ho detto per il Licata, a maggior ragione per il Modica che ha 8 punti. Niente togliendo ovviamente all'Avola, al Messana e al Vittoria, che hanno delle signore squadre, però mi sembrano leggermente attardate, poiché il Modica è dotato di qualità, di una dirigenza abbastanza solida e seria, vogliosa di Serie D, e appunto perché l'ha inseguita da tanto tempo e hanno un organico molto esperto, penso che non dovrebbe sfuggire. Secondo me il bottino che hanno di 8 punti non verrà dilapidato. Col pericolo che insomma c'è la possibilità che di nuovo Filippo Raciti possa fare il double, no? Perché giocherà la finale di Coppa Italia contro l'Unitas Sciacca. Sì. Però giocheranno a Sciacca. Seppure a Sciacca, ma quando è una finale, sai, a partita secca tutto può succedere. Tutto può succedere. Bene, abbiamo chiuso la nostra puntata di penalty. Voglio ringraziare il direttore generale della Grazie a voi, è stato un piacere. come al solito sempre preparato su tutto, compresa anche l'eccellenza, animato soprattutto da una determinazione, quella che in questo momento coinvolge tutto lo spogliatoio della Nissa, coscienti di avere una bella squadra, di avere al timone un allenatore preparato, e su questo io condivido appieno la scelta da parte della dirigenza di cambiare in un momento giusto, perché se tu veramente aspettavi ancora qualche settimana rischiavi di rimanere attardato con la testa, o sbaglio? E anche con le gambe, perché c'è il richiamo alla preparazione, c'è la finestra di mercato, e ovviamente tutto questo non si potrebbe fare se non ci fosse Luca Giovannone. Questo lo sappiamo. È chiaro che tutto questo è merito di Luca Giovannone, che ha investito. Ce ne fossero presidenti come quelli. Ce lo invidiano tutti, ma di Luca Giovannone ce n'è uno e l'abbiamo noi e ne siamo orgogliosi. È vero, è vero. Con la certezza che contro la partita contro la Regina ci sarà, secondo me, tantissima gente. Voi pronti a ricevere in massa anche i tifosi della Regina, giusto? C'è il settore ospiti che ha una capienza di circa 1000 spettatori, quindi è abbastanza confortevole, la curva sud, quindi mi auguro che vengano in massa e che ognuno tifi per la propria squadra. Saranno ben accetti a fine partita ovviamente l'agonismo durante la partita ci sta, ma a fine partita sarà una vicenda, una festa dello sport sicuramente, perché già lo abbiamo preannunciato ai dirigenti della Regina, che così come ben ci hanno ospitato all'andata saranno ricambiati anche meglio, per dimostrare che Caltanissetta, seppur essendo diciamo come tenore di vita nelle bassi fondi delle classifiche, quantomeno col calcio vuole riemergere. E quindi a Caltanissetta il calcio è importante perché diventa anche un fenomeno sociale. Assolutamente, e ci sono le basi per un percorso sempre in salita. Grazie di tutto, Giovanni. Grazie a te, Ettore, è sempre un piacere. Giovanni Castronovo, il nostro ospite della puntata odierna di Penalty. Noi ci fermiamo qui, vi diamo appuntamento qui su TVM Palermo, chiaramente a partire dalle ore 21 domani, perché domani parleremo anche del campionato di promozione e il campionato di prima categoria. Per quanto riguarda invece lo spazio dedicato interamente al campionato di Serie D e all'eccellenza, ci vedremo mercoledì prossimo 15:30 su TVM. Grazie a tutti, buona serata.